Mi dice di Anri, come facevi? E levavamo da c'è e mettiamo e una sia e dopo levavamo quando che era grandete che ne si bagnava sull'acqua e portavamo al sil e là e si arrangiava e correva poi mettevamo il suo mangiare drio a riva del sil e ora veniva su e mangiava e poi partiva. A sera, poi era sul tramonto, che ora vedeva che cominciava a venire scuro, e veniva su e veniva a casa e andava. Non vi portava via? Ma che qualcuno venendo su che attraversava la strada e andava sotto qualche macchina, qualcuna, ma se no, no. E ora si arrangiava per E come chi montava su dell'acqua che veniva su, piangiava una per una. Una avanti l'altra e veniva. Guarda, Ma non ne vuoi pochi. 50, 40, 50, 60 e si trovava in diversi scappi perché noi altri muoiono, io non so gli muoiava, io tu gli muoiava, Capeazzi muoiava e si trovava e una salía a sua casa tutti tornavano a casa sua. Mi veniva su tutti Poi altri che mettevano il maiale e veniva su una volta, due al giorno, quindi il maiale ritornava e quando che era i paluinetti, specie di agosto, che era l'età che non era niente, gli tappava e ora viveva i vermi che era sotto, impiantava la testa, ti e mangiava poco e si mangiava fuori finché era buono da copare. E ora finché vedi Anri era una ricchezza? Ah, ma no, abbiamo tanti anni, cioè ieri in 17 persone stato in casa. In 17. E ognuna si arrangiava per suo corpo. E da capiazzo, figlia, tutto da tutto, e nostra e casa nostra. Tornavano stesso. E se li vedeva dopo i 6 euro qua che gli era a sua casa. Buona che bestia.